un invito del Parlamento a varare questa legge che permetta ad ognuno di noi di scegliere proprio il proprio fine vita nel momento in cui magari si creano delle condizioni come quella di Fabo o altri casi che abbiamo conosciuto. Oggi alle 11:40 in una clinica svizzera una dose di farmaci ha interrotto la vita di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, il quarantenne tetraplegico e cieco a seguito di un incidente stradale nel 2014. 3 anni di agonia prima di riuscire a scrivere la parola fine a una vita che non era più la sua. E in un paese che non è il suo è stato costretto a recarsi per il suicidio assistito, perché in Italia i tanti appelli dello stesso Fabiano, anche al capo dello Stato, sono sempre caduti nel baratro dell'indifferenza. La storia di DJ Fabo ha scosso l'opinione pubblica, la gente è tutta d'accordo nel riaffermare un diritto fondamentale quanto quello della vita, il diritto di scegliere di morire. È un suo diritto, quindi è giusto che ci sia la possibilità di scegliere anche di come terminare la propria vita. Favorevole perché uno ha il diritto di esprimere le proprie volontà, specialmente se ha un male incurabile, quindi favorevole. L'unico vero problema è in Italia, che non lo lasciano fare. Il problema dell'Italia è che siamo comunque troppo legati alla questione del Vaticano. Non ci fosse quello, ci sarebbe anche in Italia. Sono d'accordo con la scelta di DJ Fabo. In Italia c'è una legge vecchiotta, dovuta al fatto che in Italia siamo molto bigotti perché legati troppo a quel pezzettino di città all'interno di Roma, no? Città del Vaticano. Nessun moralismo su una questione tanto delicata, se ne fa già troppo. Qui c'è la cruda realtà di una tragedia personale che si affianca alla gestione di uno Stato lontano anni luce dal rispetto dei cittadini, che si erge a decisore assoluto.